Il confronto tra governo e regioni sul nuovo DPCM ed eventuali nuove restrizioni non ha ancora portato a decisioni che però non dovrebbero tardare ad arrivare. Sulle ipotesi più radicali ventilate in queste ore il presidente Zaia è stato categorico. In questo momento diciamo che non intravediamo assolutamente soluzioni con lockdown stile marzo. Non ci sono i presupposti. Da parte nostra siamo assolutamente pronti a dar corso ad eventuali restrizioni, ma non sicuramente sul fronte delle attività produttive. Il Veneto propone misure più mirate e ribadisce quali sono le competenze regionali e quelle nazionali, come ad esempio la scuola. Ulteriori limitazioni alla didattica in classe dovrebbero essere compensate da aiuti alle famiglie. Vorrei anche dire che abbiamo chiesto che qualora vi fosse un provvedimento su scuole dove gli allievi che restano a casa sono allievi che non sono in grado, hanno bisogno di un tutoraggio, hanno bisogno di qualcuno che li accudisca, che li segua durante le ore nelle quali non sono più a scuola, si è chiesto con forza che il congedo parentale sia portato al 100% e per chi è titolare di impresa e quindi non ha il tema del congedo parentale gli sia riconosciuto ovviamente il tema della babysitter, di coloro che comunque possono badare ai loro figli. Zaia si dice contrario ad eventuali divieti per le persone più anziane, ipotizzando che si possano riservare loro alcuni orari per l'accesso ai negozi. È innegabile che se noi riusciamo a mettere in sicurezza in maniera civile i nostri anziani, salvaguardiamo la loro salute.